Pronti? 1, 2, 3. Considerato buono il segnale con Quincy Frontline che però si getta di galoppo, quindi è numero Uragano 3 P Quincy Frontline in vantaggio squalificato, su numero Ultras Griff. 2 Ulassai squalificato. Poi vediamo in vantaggio sempre Alessandro Raspante con Uragano P che passa i primi 200 in 15.1, Serra Sotto Ultras Griff in seconda posizione. Poi vediamo il numero 8 che insiste al largo, Unica Cagemar con Vincenzo Piscoglio e passa al comando dopo 400 metri passati in 29.8 dal secondo nastro, che è partito decisamente più svelto del primo, e quindi vediamo in vantaggio Vincenzo Piscoglio con la figlia di Algersol che arriva ai 600 in 45.7. Ricordiamo distanza lunga. Primo passaggio davanti alle tribune, all'esterno si propone il numero 9 di Una Bella Gar che si trascina Annina, poi al largo anche Africa Jet, mentre il treno interno dietro Unica Cagemar che sembra intenzionata a lasciare andare. Infatti passa al comando Cesare Ferranti con Una Bella Gar davanti a Unica Cagemar, poi in terza posizione Uragano P davanti a Ultras Griff che ora si è trovato quarto. Tanto 1.17.2 il primo chilometro con ora in vantaggio la figlia di SJ Photo che cerca di dosare. Ripetiamo, numero 2 Ulassai squalificato. Tanto viene ripetuta la squalifica per Ulassai, 15.4 sulla retta di là, sempre in vantaggio Una Bella Gar, Cesare Ferranti davanti a Unica Cagemar, Uragano P e Ultras Griff, questo è il treno interno, mentre all'esterno tanto la frazione della curva è passata in 16.1, secondo passaggio davanti alle tribune, è rimasta scoperta all'esterno Annina che si trascina Africa Jet, poi ancora Viola Trio e Zeno del Ronco, questo il treno esterno, ritmo ancora modesto, quasi 16 la frazione, cerca di conservare energie per il finale Cesare Ferranti con l'allieva di Lucio Colletti, ora c'è qualche mossa dalle retrovie, Zeno del Ronco si lancia in terza ruota ma trova prontamente l'anticipo di Africa Jet, curva passata in 15.7, retta di là, allunga ora Una Bella Gar, ci prova Africa Jet che scavalca Annina, poi ancora lungo la corda sempre Uragano P, retta di là passata in 13.7 addirittura con Africa Jet che dà un severo attacco a Una Bella Gar, poi ci prova ancora anche Zeno del Ronco, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, si distende ancora Una Bella Gar che prende buon vantaggio su Africa Jet, retta d'arrivo Una Bella Gar in vantaggio, si getta di galoppo Africa Jet, poi largo di tutti Zeno del Ronco e Ultras Griff, Una Bella Gar che viene a vincere, mentre per il secondo Annina davanti a Ultras Griff e Unica Cagemar. 28.2 a chiudere, gran bella vittoria per Una Bella Gar, Cesare Ferranti, Lucio Colletti al training, ennesima vittoria per questa figlia di SJ Photo, per la signora Dorotea Rita Cortina, è passata sulla condiscendente Unica Cagemar e poi si è difesa egregiamente. Rivediamo ancora una volta la retta d'arrivo per Una Bella Gar, vincitrice. Andiamo a rivedere la lotta per il secondo posto, ci è sembrato che Annina sia seconda, attendiamo il replay. La scarrierante Africa Jet, anche il 10 di galoppo, quindi secondo posto per Annina, al terzo Ultra Griff davanti a Unica Cagemar.